è un decreto folle, è contro l'Italia, è contro il mercato, contro lo sviluppo del Paese. Forza Italia dichiara guerra al decreto dignità, il primo provvedimento economico del governo Conte. Una bocciatura netta, quella scandita a Padova dal partito al gran completo, che in Veneto vivrà un primo momento con l'allestimento di gazebi sabato mattina nelle principali città della regione. Artigiani, commercianti, piccoli, medi, grandi imprenditori, lavoratori, liberi professionisti che hanno votato Lega, cosa diranno adesso? Grazie Salvini? Ecco, noi non ci rivolgiamo tanto a Di Maio, è una causa persa, pace all'anima sua Di Maio. Ci rivolgiamo alla Lega. Riuscite a tradire in questa maniera i vostri elettori? Salvini e la Lega sono nel mirino di Forza Italia, spiegano i vertici del partito, per aver sconfessato le ricette economiche sottoscritte alla vigilia delle elezioni, andando nella direzione opposta. Un decreto come questo, che purtroppo al di là delle stime dell'INPS creerà disoccupazione, creerà nuovi contratti in nero, questo è evidente, lo ammettono tutti. Secondo Brunetta il governo Conte cadrà da solo, schiacciato dal peso delle proprie contraddizioni e dall'incapacità di alcuni suoi membri non appena gli effetti delle sue ricette economiche inizieranno a farsi sentire, ma l'ultima frecciata è sempre riservata a Matteo Salvini, che alla vigilia delle ultime elezioni voleva portare Berlusconi dal notaio per sottoscrivere un patto antinciucio. Berlusconi disse no, basta la parola tra gentiluomini, e forse sarebbe stato meglio andare dal notaio, perché ci sarebbe stato non solo un divieto di fare inciuci a sinistra, ma di fare inciuci anche col Movimento 5 Stelle, come di fatto è avvenuto. Magari fossimo andati dal notaio. Ci rivolgiamo alla Lega, a Matteo Renzi, a Matteo Salvini. Torna a casa Matteo Salvini, torna nel centrodestra.